Terza corsa, premio Zurabo Blu, cavalli anziani di categoria E, sono in 6 al via. 1 Ulassai, Antonio Greppi, 2 Tomé dei Greppi, Vincenzo Ferranti, 3 Super OP con Andrea Esposito al posto di Edoardo Moni, 4 Singaleluia, Roberto Vecchione, 5 Uragano dei Ledi, Sandro Miraglia, 6 Zuidafrica, J-Bay, Edoardo Baldi. Vediamo leggermente arretrato Singaleluia, che non fa partenza, rinuncia completamente al lancio, mentre c'è il galoppo di Sudafrica J-Bay. Uragano dei Ledi prende facilmente il comando davanti a Ulassai, che tiene di fuori Super Numero OP. 6, Poi Tomé dei Zuidafrica, Greppi J-Bay, in quarta squalificato. posizione davanti a Singaleluia, mentre Sudafrica J-Bay finisce squalificata. 200 metri in 14,8 per Uragano dei Ledi, che conduce davanti a Ulassai, poi Super OP, Tomé dei Greppi e Singaleluia, partito molto cauto. Ora rallenta un po' il ritmo Sandro Miraglia col figlio di Chirone Dei e arriva ai 400 in 34, fila indiana del quintetto. Ulassai lì seconda alla corda davanti a Super OP, Tomé dei Greppi e Sing Alleluia. Paletto dei 600 metri, 46 tondi tondi, non cambia niente, anche in questa occasione il quintetto in fila indiana. Sandro Miraglia conduce sempre con Uragano dei Ledi. Ora c'è la mossa di Singaleluia che Roberto Vecchione sposta con decisione all'esterno. Intanto il primo giro è andato via in 1 minuto e 9 decimi. Avanza Singaleluia ora ai fianchi di Super OP. Trova un mezzo anticipo, diciamo una mezza ruota da parte di Ulassai. Intanto arriviamo al chilometro in 1:15,9. Ulassai che accenna a scoprirsi, qualche urla sulla retta di là con Singaleluia che ora copre la femmina, poi sempre vediamo alla corda Super OP, frazione in 14,3, Uragano dei Ledi ancora in vantaggio su Ulassai, Singaleluia che ha perso un po' di mordente all'esterno, poi Super OP e Tomé dei Greppi, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Uragano dei Ledi ancora in vantaggio su Ulassai che è ancora nella sua scia, 14,6 la curva finale, retta d'arrivo con Uragano dei Ledi che cerca lo stacco, si butta di dentro Ulassai, ma Uragano dei Ledi ancora a buon vantaggio e viene a vincere con Sandro Miraglia davanti a Ulassai, Singaleluia e Super OP. 29,1 chiudere, 14,5 la retta d'arrivo, 1,14,3 la media al chilometro per Uragano dei Ledi che viene a vincere la prima con i nuovi colori della scuderia Flip. Il training è quello di Diego Dall'Olio, la guida di Sandro Miraglia, quindi la vittoria per Uragano dei Ledi.